Non farò come gli altri anni che ti ho fatto marcire. Questo è un anno di buoni propositi e questo è il primo in assoluto. Non bisogna fare gli stessi errori di tutti gli anni passati. Questo è il mio anno e per cominciare bene ti smonto adesso. Ma prima è giusto che mi faccia un bagno. A Palermo. Quello che i terroni non dicono. Mamma mia, da domani mi iscrivo in palestra. Posso esserle utile? Ci sono gli sconti, 50%. Pollo. No, ma c'è una cosa strana, io sono avuto la settimana scorsa e la camicia costava 400 euro, ora con gli sconti costa 400 euro, come mai? Mi sgamò. Invento una cazzata. Beh, questa è la camicia di quel famoso stilista che è morto in questi giorni. E quindi muore lo stilista, la camicia prende valore, quindi... Ah, ok, ho capito. Pollo chi patate. Vabbè, allora però passo domani e la prendo domani perché mi voglio cambiare. Impazzito, potrebbero prendersela. Questa è l'ultima. Delle 5.000 che c'è in magazzino. Pollo. Grazie del consiglio, allora la prendo subito, la prendo adesso. Prego. A Palermo. Da domani palestra. Corri! Da 10 minuti! Ma come fai ad essere così perseverante nell'allenamento? Devi raggiungere il tuo obiettivo! Prima o poi lo piglio sto culo! A Palermo. Basta, da domani in palestra. Oltre il caffè, visto che sto cominciando la dieta, mi incarti soltanto 10 di questi, 10 di questi, 10 di questi e 10 di questi. E meno male che a dieta il suo ciccio bomba. Lo zucchero? Lo zucchero, ma mi sta prendendo in giro. Le ho detto che sono a dieta, mi dia il dolcificante, no? Venga. Non è possibile, da domani palestra. Non è che adesso non dobbiamo più divertirci, non dobbiamo più uscire fuori a cena perché sono finite le feste. Noi non ci vediamo perché sono finiti i soldi. Vabbè, non è che dobbiamo sempre andare a cena fuori per mangiare qualcosa. Potete venire pure a casa mia e vi preparo un bel piatto di pasta. Pasta in bianco, perché questo mi posso permettere. Allo scoglio. Sì, con le pietre. Sì. Allo scoglio. Volevo andare in palestra, ma ormai è troppo tardi. A Palermo.